Questa è Candiana. Ci troviamo in provincia di Padova. Candiana si evolve attorno al Duomo di San Michele Arcangelo e al suo monastero, fondati nel 1097, si dice per volontà di Cono da Calaone. Prima di proprietà dei Benedettini, passano nel 1462 all'ordine agostiniano e vengono ricostruiti nelle forme attuali da Lorenzo da Bologna, tra il 1493 e il 1502. La chiesa, da molti, viene chiamata la Cattedrale di Campagna, sia per la sua monumentalità che per il fatto che contenga opere di Michelangelo Mollaiter, Gerolamo Menegozzi Colonna e Giovanni Bonazza. Gli agostiniani del monastero di Candiana sistemano il territorio, creando campi e costruendo case rurali per i contadini, databili tra il XVI e il XVII secolo, molte ancora esistenti. Il monastero viene soppresso nel 1783 e la proprietà acquistata dalla famiglia Albrizzi, a cui resta fino al 1942. Per volontà del regime nel 1938 viene riqualificata l'urbanistica del centro. Quirino De Giorgio, grande esponente dell'architettura fascista nel Padovano, progetta il municipio, la Casa del Fascio, il laboratorio di tessitura e filatura e il Borgo Littorio. Il Borgo Littorio è costituito da 27 abitazioni rurali disposte lungo un chilometro di strada, oggi chiamata Via Borgo. Edifici molto sobri e semplici ma funzionali, realizzati in poco più di 2 mesi per ospitare i contadini che prima abitavano in casoni col tetto di paglia. Per il regime era molto importante il favore dei contadini, soprattutto in quegli anni in piena politica autarchica. Oggi molti di questi edifici sono stati rimaneggiati dai vari proprietari negli anni, ma mantengono sempre le planimetrie originali.